Ieri, presso la direzione interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, si è svolto l'importante passaggio di responsabilità. Il dirigente superiore, ingegner Giuseppe Lomoro, dopo 2 anni, ha assunto il ruolo di nuovo comandante di Padova, cedendo l'incarico dell'ufficio per il soccorso pubblico, la colonna mobile regionale e il servizio antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco del Veneto all'ingegner Cristiano Cusin. Questo avvicendamento offre anche l'opportunità di fare il punto della situazione attuale e futura del corpo. Il direttore interregionale, ingegner Loris Munaro, ha sottolineato che i vigili del fuoco intervengono quando la prevenzione fallisce e ha enfatizzato l'importanza di promuovere la cultura della sicurezza nelle aziende e nelle scuole. Con oltre 30.000 interventi dall'inizio del 2023 e un aumento dei soccorsi per incendi e incidenti domestici, Munaro ha evidenziato la rilevanza del problema sociale. Il dirigente superiore uscente, ingegnere Giuseppe Lomoro, ha evidenziato il ruolo cruciale della direzione di controllo delle attività a rischio di incidenti e nella supervisione delle attività soggette alla prevenzione incendi. Ha inoltre ricordato l'impegno del personale delle colonne mobili dei vari comandi del Veneto inviati in Emilia-Romagna per fronteggiare l'emergenza alluvione. L'ingegner Cristiano Cusin, nuovo responsabile dell'ufficio per il soccorso pubblico della colonna mobile regionale e del servizio antincendio boschivo, ha preso la parola esprimendo entusiasmo nel ricoprire un ruolo di tale importanza, ruolo che ha già ricoperto come reggente per 1 anno. Così ha fatto il bilancio del suo lavoro come comandante di Padova, focalizzandosi sull'impegno profuso per la ripartenza post-Covid delle attività del comando come formazione, vigilanza e prevenzione incendi nella provincia patavina.